5 Alice Sabatini. Sono semplice, ho tantissimi difetti come tutti e di sicuro non sono perfetta, però comunque do tanto per le persone e cerco sempre di far felice tutti. Il giorno dopo l'incoronazione a Jesolo, ancora emozionata, la laziale Alice Sabatini Neo Miss Italia 2015 parla di sé con semplicità, anche se da ora e per un anno intero la sua vita non sarà certo più quella di prima, fatta di basket e amici. Rimandata anche l'iscrizione all'università. A lei, che ha sbancato il televoto, è stata la più votata dal pubblico da casa dall'inizio della finale, quella che porta a casa 5 fasce con il massimo punteggio della giuria, spetta l'onore e onere dello scettro della più bella. A seguirla a ruota è la trevigiana 18 anni di Roncade Letizia Moschin, a lei la fascia di Miss Sport, l'unica delle 3 venete arrivate alla finale e soprattutto a salire sul podio, anche se al secondo posto. Puntavo alla vittoria, ho preso il secondo posto, sono molto contenta e orgogliosa e adesso insomma vado avanti. Un diploma di liceo classico in tasca in attesa dell'esito del test per entrare alla facoltà di medicina. Ha sperato fino all'ultimo di essere la vincitrice ed ha ben chiaro cosa l'ha portata sul podio di Miss Italia. In primo luogo il sorriso e poi niente, il mio essere me stessa, Letizia, e la gioia che porto con me. Una finale, la terza che si tiene a Jesolo di Miss Italia, che cambia volto e punta sulla modernità con un pizzico di tradizione. Miss Italia ha raggiunto l'obiettivo che era quello proprio di piacere anche al mondo giovanile, di non essere vista solo come la tradizione, e in questo penso che insomma abbiamo centrato il segno. Soddisfatto anche il sindaco di Jesolo, che ha visto rimbalzare sul web ma anche via etere l'immagine della città balneare del veneziano. Quest'anno direi molto meglio, quindi un terzo anno di Miss Italia, di un concorso che dà ulteriore visibilità alla nostra città, e mi sembra che, almeno dai commenti che ho sentito stamattina dai miei cittadini, sono sicuramente positivi, un grandissimo spettacolo, quindi è piaciuto.